L'Eccellenza Liguria va in scena la sfida Genova Calcio Riva Samba, match che si inquadra nel centro classifica, gara quindi che si aspetta equilibrata e combattuta. Iniziano subito forte gli ospiti al quarto minuto con Sanguinetti che scalda il piede e i guantoni di Dondero con questa conclusione dalla distanza. È il Riva ad andare in vantaggio al 28esimo con calcio di rigore di Costa che punta all'angolo basso e supera Dondero. Equilibrio rotto proprio dai levantini, rigore alla mezz'ora che sveglia una gara sonnolenta, rigore forse generoso ma noi possiamo rivederlo. Passano 2 minuti e i nero-arancio raddoppiano, cross insidioso di Porro che inganna Dondero e regala la gioia del raddoppio ai suoi e a noi l'esultanza alla battistuta del capitano. Episodio dubbio a 3 minuti dalla fine. Tocca in area ospite, l'arbitro fa proseguire la gara. Genova Calcio che protesta, noi ci affidiamo al replay, 2 episodi dubbi nello stesso tempo. Inizia la seconda frazione, occasione per ridurre le distanze al 50esimo. Serinelli incorna ottimamente in porta su corner, Raffo si impone sulla deviazione e para. Vogliono vincere i levantini. Uscita infelice del portiere che risponde al retropassaggio del compagno prestando il fianco al tiro dalla distanza di Spaltro che insacca a porta sguarnita per il 2-1 che riapre la gara. Genova che esce e Riva che prova a rispondere in contropiede. Corsa di Valdi che infila per Busi, uscita provvidenziale di Dondero che con coraggio salva. Partita che si appassisce per occasioni da gol ma non per intensità, che rimane alta con molti cambi di fronte. Si conclude però 2-1, ultima occasione per il pareggio a 2 minuti dal 90esimo con questo tiro da fuori. Finisce 2-1 per Riva Samba, Levantini che hanno tenuto i ritmi alti hanno maturato una vittoria nel primo tempo che la Genova ha provato a ribaltare o almeno a pareggiare fino all'ultimo ma non ce l'hanno fatta.